molto affranta. Quel like è frutto di una svista, come succede spesso a tutti noi nelle home page dei social network, di con un doppio tap mettere un like a un post. Io sono contro ogni forma di violenza e di terrorismo e prendo le distanze dall'attentato terroristico del 7 ottobre. Prende le distanze da qualsiasi forma di violenza la consigliera comunale di San Zenone degli Ezzelini Sara Masaro, accusata di aver messo un mi piace sui social a un post che inneggiava alla strage di Hamas del 7 ottobre del 23, quando morirono in un assalto terroristico oltre 1200 israeliani. Masaro, che tra l'altro ha un account privato e che ha dichiarato di non seguire la pagina in questione, ha parlato di una svista e sappiamo tutti e tutte come queste cose possano davvero accadere senza che ce ne rendiamo conto. Ma chi ha sollevato il caso, in forma totalmente anonima, firmandosi Anteo Z da Milano, ha praticamente chiesto la testa della consigliera, mandando su tutte le furie il sindaco Fabio Marin, che ha tenuto a fare alcune precisazioni. Logico, se quando l'avevo chiamata la prima volta mi avesse risposto sì, sono d'accordo, l'ho messo appositamente, seguo quella pagina, io per primo, per come sono, le avrei detto dimettiti. Se oggi dobbiamo chiedere le dimissioni di un consigliere per un like per il quale ha già ammesso di aver sbagliato e di non essersene accorta, siamo davvero al ridicolo. Partendo dal fatto che noi assolutamente siamo contro ogni forma di violenza e questo è dato per scontato, specie in un paese come San Zenone, tra l'altro dove abbiamo anche tanti giusti e quindi siamo un paese proprio che storicamente conosce quello che ha passato la comunità ebraica. Che arrivino proprio delle segnalazioni in comune proprio nel momento in cui magari il nostro comune è sotto i riflettori perché? Perché abbiamo vinto una causa risarcitoria molto importante contro la regione del Veneto, perché tra l'altro è uscita anche da poco la mia candidatura alle elezioni regionali e tanti altri aspetti. Mi sembra che dietro a tutto questo non ci sia la colpa di una consigliera, ma ci sia una grande strumentalizzazione.